Una Nuorese in grande spolvero supera col punteggio di 1-0 l'Olbia e torna in corsa per i play-off. I verdi-azzurri, guidati in panchina da Marco Mariotti, hanno sorpreso l'Olbia giocando una delle migliori gare della stagione. Una vittoria che poteva essere ancora più rotonda se il portiere olbiese Saraò non avesse fatto un paio di miracoli. Ora i verdi-azzurri guardano avanti con fiducia alla sfida col Fondi in programma giovedì. La cronaca, la Nuorese davanti al pubblico delle grandi occasioni parte col piede sull'acceleratore. Al primo cross di Pugieddu dalla sinistra per Cappai che di testa devia debolmente e Saraò para senza problemi. Pugieddu è una spina nel fianco della difesa gallurese. L'attaccante verde-azzurro al 12° sfiora il gol. Ripartenza della Nuorese con Cadau, la palla arriva a Saraò che rilancia debolmente. Pugieddu sul rinvio corto del portiere calcia al volo e la palla lambisce la traversa. La Nuorese passa meritatamente in vantaggio al 19°, Pugieddu scende sulla sinistra e disegna una parabola incredibile per Cappai che di testa fredda Saraò. I verdi-azzurri, sospinti dal pubblico, non si fermano. Al 24° Jeddah conquista una punizione dal limite. Sulla palla si presenta Bonu che con un rasoterra insidioso sfiora il palo destro a portiere battuto. L'Olbia non riesce ad entrare in partita e si affida ai calci piazzati, come al 26° con Moro che cerca di servire Mbaye che però non riesce a concludere e la palla finisce in corner. La Nuorese è insidiosa con fulminee ripartenze, Cappai alla mezz'ora recupera palla e serve Cadau sulla destra, l'ala crossa per la corrente Pugieddu che al volo calcia fuori. Nella ripresa la Nuorese cerca di mantenere l'iniziativa, al secondo minuto ripartenza dei verdi-azzurri su azione di calcio d'angolo, Alessandri lancia Cadau che viene fermato da De Cico in scivolata. Al quarto minuto miracolo di Saraò su Jeddah che colpisce la palla su cross di Tullio su punizione. Il portiere in controtempo salva un pallone destinato sotto la traversa. Al 10° è Cappai ad indirizzare un diagonale che attraversa tutta l'area e si perde sul fondo. L'Olbia replica all'11° con Mastino che scende sulla destra e crossa per Mbaye e Capuano che però si ostacolano a vicenda. Al 15° l'Olbia rimane in 10 per l'espulsione per doppia munizione di Castellas per fallo su Jeddah. Al 23° replica di Cappai che scaglia un bolide verso la porta di Saraò che sfiora l'incrocio dei pali. Al 27° il portiere dell'Olbia tocca la palla con la mano fuori dall'area per anticipare Pugieddu, l'arbitro lo ammonisce. Al 36° Cappai sbaglia clamorosamente il gol del 2-0 solo davanti alla porta, mancando un pallone su un perfetto cross di Baone lanciato da Jeddah. La Nuorese legittima il vantaggio al 38° con Cadau che su punizione costringe Saraò al salvataggio sulla traversa. L'ultima occasione è per l'Olbia con una punizione di Moro che si perde sul fondo. La gara finisce qui con la meritata vittoria della Nuorese.